Isgro da parte di Luca, bravissimo ad anticipare quando Isgro aveva puntato la porta. Giaimo, tocco per Iuculano, è solo e la palla è in rete e l'Orlandina va in vantaggio, ma l'Orlandina adesso il Monforte viene con un calcio d'angolo che viene battuto da Isgro, il colpo di testa indisturbato lasciato colpevolmente libero e c'è il pareggio del Monforte, il pareggio alla mezz'ora esatta. Crediamo che a segnare è stato dire che ha segnato difesa, insiste sempre da questo versante, il calcio d'angolo, intanto c'è stato il colpo di testa, poi la palla rimessa al centro e il gol dell'Orlandina ancora con la difesa del Monforte ferma. Vediamo di capire che ha segnato, adesso siamo al 32esimo, quindi è durato appena 2 minuti e scarsi il pareggio del Monforte. Intanto qua non c'è l'intesa nel servizio per Giaimo, può recuperare palla la Quidara e poi c'è il tiro, il palo e il gol del Monforte da parte di Errante ha pareggiato anche Errante ha pareggiato e Ceraolo che smista per Giaimo, ancora lui, Giaimo le serpentine e ancora va Giaimo e il servizio centrale che lo viene in qualche maniera Iuculano e il gol dell'Orlandina propiziato da una grande azione di Giaimo a terra giocatore del Monforte al 50esimo, doppietta di Saro Iuculano al 50esimo. Prima lo Iuculano 3 non è Arroyas. C'è una correzione da fare, allora il gol del 2-2 era Arroyas di Iuculano. E Iuculano, quindi Iuculano ha segnato anche il 2-2 come Adriano Lopesti mi suggerisce, quindi chiedo scusa poi c'è questa palla in area, Ceraolo, l'inserimento De Gregorio viene anticipato, poi va a recuperare palla, il servizio per Vitale, il cross al centro, il colpo di testa e il gol, il tuffo di Ceraolo, il gol di Ceraolo al 14esimo. Allora c'è stato ancora il cross di Vitale, ex San Fratello l'anno scorso, e poi ancora difesa del Monforte completamente ferma e Ceraolo in tuffo di testa segna.